I pacemaker e i defibrillatori cardiaci sono entrambi dei dispositivi cardiaci impiantabili. Vuol dire che devono essere impiantati di solito qui al di sotto della clavicola sinistra con una procedura chirurgica mini-invasiva che vedremo più avanti per il regolare funzionamento. Partiamo con il pacemaker. Il pacemaker è un dispositivo antibradicardico, vuol dire che agisce quando il cuore ha dei battiti molto lenti. Interviene dando degli stimoli a bassissimo voltaggio che non vengono in nessun modo avvertiti come fastidio o altro dal paziente che non si accorge di nulla. Questi stimoli garantiscono la contrazione del cuore che non deve andare al di sotto dei valori che noi abbiamo impostato per il pacemaker. Quindi questa è la funzione antibradicardica del pacemaker. Per quanto riguarda invece il defibrillatore, oltre alle funzioni antibradicardiche, cioè a quanto già detto, ha anche una funzione molto importante che è quella antitachicardica, la terapia antitachicardica, cioè il defibrillatore ha la possibilità di dare delle scariche elettriche che vengono definite shock, questa volta che sono ad alto voltaggio perché devono fondamentalmente resettare il cuore ed evitare che l'aritmia maligna che c'è in quel momento, perché registrano appunto e riconoscono le aritmie maligne, venga interrotta di fatto salvando la vita. Quindi in parole semplici il pacemaker è un dispositivo solo antibradicardico, solo per i battiti bassi, che può registrare anche le aritmie rapide ma non può intervenire per interromperle, mentre il defibrillatore, oltre alla funzione antibradicardica, quindi quella del pacemaker, ha anche la funzione antitachicardica di interrompere le aritmie maligne e pericolose per la vita. L'indicazione all'impianto del pacemaker o del defibrillatore è un'indicazione molto vasta, esistono diverse indicazioni. Vediamo le più comuni in parole molto semplici. Partiamo dall'indicazione all'impianto del pacemaker. Essendo il pacemaker un dispositivo antibradicardico, quindi interviene quando i battiti cardiaci sono più lenti del normale, viene da sé che una delle prime indicazioni è proprio la bradicardia marcata. Ovviamente non stiamo parlando della bradicardia che si riscontra nel giovane oppure nell'atleta, stiamo parlando di quelle bradicardie soprattutto laddove la frequenza cardiaca non aumenta come dovrebbe quando si svolge l'attività fisica, un esercizio fisico. Questa cosa si chiama incompetenza cronotropa, cioè il cuore non aumenta la frequenza cardiaca come dovrebbe ed è una delle indicazioni all'impianto del pacemaker in quanto spesso il paziente riferisce dispnea da sforzo, cioè l'affanno sotto sforzo o in alcuni casi anche la sincope, lo svenimento con perdita di coscienza. Un'altra delle indicazioni all'impianto del pacemaker sono le pause cardiache, dove il cuore può battere regolarmente ad una frequenza adeguata per tutto il tempo, se non che ci sono delle pause improvvise che possono portare anche queste soprattutto alla sincope, allo svenimento, come anche più raramente alla dispnea da sforzo, e questa è una delle indicazioni, se queste pause sono patologiche, ad impiantare un pacemaker. Un'ultima indicazione per quanto riguarda il pacemaker sono i blocchi atrioventricolari. Questi blocchi atrioventricolari, non stiamo parlando in questo caso del blocco atrioventricolare di primo grado che è abbastanza frequente e da solo non indica assolutamente l'impianto del pacemaker, stiamo parlando di blocchi atrioventricolari dal secondo grado in su, dove insieme alla condizione clinica, alla valutazione globale che viene fatto, può essere richiesto l'impianto del pacemaker. Questo per quanto riguarda i pacemaker. Per quanto riguarda invece i defibrillatori, come abbiamo detto, sono dispositivi con la funzione di terapie antitachicardiche, cioè in grado di interrompere con una scarica elettrica, uno shock, le aritmie che possono essere potenzialmente letali per la vita e portare all'arresto cardiaco. Le indicazioni dell'impianto del defibrillatore vengono divise in indicazioni in prevenzione primaria e in prevenzione secondaria. La prevenzione primaria si ha quando il nostro paziente non ha mai avuto aritmie maligne o arresti cardiaci, ma ci sono delle condizioni cliniche riscontrate spesso a livello strumentale, sto parlando dell'ecocardio color Doppler cardiaco ovviamente e della risonanza magnetica cardiaca, dove ci fanno vedere soprattutto la riduzione della contrattività del ventricolo sinistro, della frazione d'eiezione.
La riduzione della frazione d'eiezione è uno dei principali indicatori che ci fa capire che un paziente è a rischio di avere aritmie maligne e potenzialmente letali per la vita, anche se non le ha avute. Se ci sono particolari condizioni, può essere indicato l'impianto del defibrillatore in prevenzione primaria, cioè prima ancora che avvenga qualsiasi evento cardiovascolare. L'altra indicazione è la prevenzione secondaria. In questo caso il nostro paziente ha già avuto un'aritmia maligna o potenzialmente letale o un arresto cardiaco, uno dei cosiddetti sopravvissuti all'arresto cardiaco, perché magari sono state fatte le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, la defibrillazione esterna con le placche esterne, come nei defibrillatori che si vedono in aeroporto o nei centri commerciali, nei centri sportivi. Se un paziente è sopravvissuto all'arresto cardiaco e non ci sono cause reversibili, questa è una delle indicazioni ad andare a impiantare un defibrillatore in prevenzione secondaria, cioè dopo che è già avvenuto un arresto cardiaco o comunque un'aritmia potenzialmente letale per la vita. L'impianto del pacemaker o del defibrillatore cardiaco è una procedura molto simile per entrambi i dispositivi. La maggior parte delle volte questi dispositivi vengono impiantati sotto la clavicola sinistra, in regione subclaveare sinistra, in questa zona. In altri casi possono essere impiantati a livello sottoclaveare destro, qui, altre volte a livello addominale o di lato alla parete toracica sul lato sinistro. Vediamo quello più classico a livello subclaveare di sinistra. Viene eseguita prima di tutto un'incisione chirurgica, vuol dire un tagliettino chirurgico grande 4-5 cm al di sotto della clavicola sinistra, tutto in anestesia locale, quindi il paziente non viene sedato in maniera importante, non è un'anestesia generale, insomma. Attraverso questa incisione viene reperita una vena, che può essere la vena cefalica oppure la vena succlavia o la vena ascellare, che conducono alla parte destra del cuore, prima all'atrio destro e poi al ventricolo destro. Ora dipende da che tipo di dispositivo, sia per i pacemaker che per i defibrillatori, il tipo di dispositivo che necessita il paziente. Esistono dispositivi di tipo monocamerale, cioè con un solo elettrocatetere. Questo elettrocatetere viene posizionato a livello del ventricolo destro, la parte bassa del cuore, dove garantiamo la contrattilità del cuore. Se il paziente ha bisogno di un pacemaker bicamerale, cioè con 2 elettrocateteri, che poi è la condizione anche più comune, si inserisce un altro elettrocatetere, sempre a livello della vena che abbiamo reperito, si arriva in atrio destro e si posiziona questo elettrocatetere a livello dell'auricola destra. Tutti gli elettrocateteri possono essere a barbe, cioè con delle piccole alette in modo da poterli incastrare nella muscolatura del cuore, nella trabecolatura cardiaca, oppure con una piccola vite di pochi millimetri ed essere del tutto avvitati all'interno del muscolo cardiaco. Ora c'è una condizione che si chiama desincronizzazione dei ventricoli, in cui c'è la possibilità, la necessità di andare a resincronizzare la contrattilità cardiaca dei 2 ventricoli ed è necessario mettere un particolare pacemaker o defibrillatore che si chiama biventricolare. Cosa vuol dire? Dobbiamo andare a posizionare un elettrocatetere a livello del ventricolo sinistro, quindi prima l'avevamo posizionato in ventricolo destro e atrio destro, adesso ci serve per il ventricolo sinistro. Come si va a posizionare? Non potendo andare direttamente nella parte sinistra del cuore e lasciare lì questo elettrocatetere, dobbiamo raggiungere questa parte sempre dalla parte destra del cuore e incannulare una vena che si chiama seno coronarico, che è una grande vena del cuore che possiede dei rami, alcuni dei quali arrivano in posizioni che sono favorevoli per la stimolazione del ventricolo sinistro. Questo dispositivo, il dispositivo biventricolare, che può essere un pacemaker o un defibrillatore, viene impiantato nei casi in cui c'è la necessità di resincronizzare il cuore, quindi quando il cuore non stimola in maniera sincrona come dovrebbe, ma si contrae prima un ventricolo e poi l'altro, prima un ventricolo e poi l'altro.
Questo capita nei casi di blocco di branca sinistra o in alcuni casi di blocco di branca destra molto accentuati, dove l'intervallo QRS dell'elettrocardiogramma è molto largo. E questo è il dispositivo impiantabile, diciamo, più all'avanguardia che esiste al momento per la resincronizzazione cardiaca. Una delle domande che ci viene fatta più spesso quando andiamo a comunicare al paziente che è necessario impiantare un pacemaker o un defibrillatore è proprio quanto tempo durerà questo dispositivo e soprattutto cosa andremo a fare quando si scaricherà. Come in molte cose in medicina e anche in tutto il resto delle domande, la maggior parte delle volte la risposta è dipende. Infatti dipende da molti fattori. Prima di tutto dipende da quanto tempo interviene il nostro pacemaker o defibrillatore dando degli stimoli, perché viene da sé che se un elettrocatetere stimola nel 10% del tempo, stimola nel 100% del tempo, ovviamente la durata della batteria sarà differente. Inoltre, un'altra cosa da tenere in considerazione è, oltre al numero totale, alla percentuale totale di intervento del dispositivo, c'è anche quanta energia richiede l'elettrocatetere per stimolare nel punto dove l'abbiamo lasciato. Nel senso, esistono dei parametri elettrici che vengono visti all'impianto, che sono principalmente l'impedenza, la soglia di stimolazione e l'altro sensing. Questi parametri sono molto importanti perché ci dicono anche che energia verrà richiesta per ogni singola stimolazione. Ovviamente se richiede energie maggiori, e a volte non si può fare a meno da lasciare il catetere in posizioni dove è richiesta un'energia maggiore perché magari garantisce una migliore contrattilità del cuore o perché non c'è alternativa, ad esempio in cuori che hanno già avuto infarti o miocarditi importanti o ci sono alterazioni genetiche che rendono cicatriziale la maggior parte del tessuto cardiaco. Dunque, più è richiesta energia e minore sarà ovviamente la durata della batteria. Questo vale sia per i pacemaker che per i defibrillatori. Il pacemaker, tuttavia, possiamo stimare come durata della batteria in media sui 7-8 anni, ma ovviamente è molto variabile, può durare meno come può durare molto di più. Tante volte è capitato di sostituire dei pacemaker anche dopo molti anni in più dei 7-8 previsti, perché ovviamente i parametri erano buoni, la percentuale di stimolazione comunque bassa e quindi si è riuscito a tenerlo per più tempo. Questo ovviamente viene visto ai controlli del pacemaker, che sono semestrali o annuali in base alla condizione clinica, e quindi si valuta volta per volta. Per quanto riguarda inoltre il defibrillatore, oltre i parametri già detti, c'è da andare a valutare anche il numero di interventi come scarica elettrica. Come detto, il defibrillatore ha la possibilità di dare uno shock, cioè una scarica elettrica per interrompere le aritmie maligne e potenzialmente letali per la vita. Ovviamente non stiamo parlando a questo punto di pochi volts, ma stiamo parlando di tanti joule che vengono erogati ogni volta che è necessario. Dunque, più interviene il dispositivo, sia come scarica ma anche come stimolazione, e minore sarà la durata della batteria. Di solito i defibrillatori, quelli più complessi, i defibrillatori biventricolari, hanno una durata di batteria che è inferiore al pacemaker, siamo sui 5-6 anni, ma ripeto è molto molto variabile come dato di batteria. Mentre i defibrillatori monocamerali o bicamerali, bene o male, hanno quasi una durata della batteria del pacemaker, quindi dipende sempre ovviamente dalla stimolazione e da quanto intervengono, bene o male hanno una durata sui 7-8 anni. Ripeto, sono dati molto indicativi. Ma soprattutto, cosa andiamo a fare quando il pacemaker o il defibrillatore si esaurisce la batteria? Allora, prima di tutto non si esegue da capo tutto l'intervento perché gli elettrocateteri, i fili che abbiamo messo all'interno del cuore, una volta posizionati, se non ci sono disfunzioni o complicanze, restano sempre gli stessi. Dunque, cosa si va a fare? Si va a cambiare solo la cosiddetta batteria, che in realtà è il generatore, cioè la cassettina, che è grande più o meno così, dipende dal pacemaker e dal defibrillatore, e che è posizionata qui sotto la clavicola sinistra.
Quindi cosa si fa? Di solito queste procedure sono molto più semplici e vengono eseguite anche in day hospital. Si esegue l'incisione a livello della pregressa ferita, si va a scapsulare il generatore del pacemaker o il defibrillatore, che nel frattempo sarà stato inglobato dal nostro corpo e avrà fatto una capsula sopra. Andiamo ad aprire questa capsula, rimuoviamo il pacemaker o defibrillatore e posizioniamo quello nuovo agganciando i fili all'estremità di questo dispositivo, andando a richiudere la cute, e la procedura è molto più semplice rispetto all'impianto.